Ciao commentistas, in questo video parleremo del cacao. Il cacao è afrodisiaco? Non è afrodisiaco? Non voglio convincervi né di una risposta né dell'altra, ma voglio farvi riflettere rispetto ai benefici del cacao stesso. Alcune ricerche affermano che grazie alle sostanze benefiche presenti nel cacao, le sue proprietà sono afrodisiache. Una recente ricerca afferma che le sostanze benefiche e che dovrebbero in qualche modo rendere il cacao un afrodisiaco vengono metabolizzate dall'organismo molto rapidamente e quindi non arrivano al cervello per trasmettere il segnale appunto afrodisiaco. Chiaro è che comunque l'assunzione di una tazza di cacao o un pezzo di cioccolata danno quella sensazione di benessere e di piacere. Ora, che scientificamente questa cosa sia al dettaglio afrodisiaca o no, per me è importante sottolineare che gli effetti benefici, per chi magari sta un po' giù di morale, il cacao e il cioccolato li danno. Un'altra caratteristica importante che ha il cacao è quella della performance, perché le sostanze contenute sono, come la caffeina, sono eccitanti e quindi permettono l'attenzione, permettono tutta una serie di elementi che interagiscono con i nostri neurotrasmettitori e ci aiutano ad avere una performance positiva. Una recente ricerca aveva messo in parallelo l'effetto che a livello del cervello provoca l'assunzione di una cioccolata e quella del bacio. La dimostrazione è che a quanto pare l'assunzione di cioccolata dà degli effetti benefici a livello di sensazioni positive rispetto a quella del bacio. Ora, qui io non sto a dirvi se è meglio un bacio o il cioccolato, magari uno non esclude l'altro, che ne pensate? Come vi ho detto in altri video per altri cibi, anche in questo caso il cacao bisogna assumerlo con moderazione, perché altrimenti si rischia di creare una dipendenza. Quindi, visti gli effetti benefici del cacao, assumiamolo con moderazione e con intelligenza e saremo tutti più sorridenti. Ci vediamo alla prossima!